Allora, Paolo Pizzolato di Prima il Veneto, grazie. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Grazie a lei. Prego Paolo Pizzolato. Ma io direttore sento le opinioni di tutti e logicamente Facente funzioni, abbiamo deciso che sono facente funzione del direttore, mi piace dire direttore, però sinceramente in tutta onestà non mi fermerei a Vicenza. Stiamo parlando tutti quanti di Lucco, di Possamai, i difetti di uno, i pregi dell'altro, che bello questo, che bello quell'altro, tanta inconorazione, l'altro più modesto a Treviso, eccetera, eccetera. A me proprio non interessa assolutamente nulla. A me interessa che nel Veneto è arrivato un segnale pesantissimo, non solo quest'anno con Vicenza, ma anche tempo addietro anche con Verona, dove sta succedendo qualcosa di strano, di molto molto strano. E lascio perdere, ripeto, Lucco e Possamai e Vicenza, dove ognuno si è scelto il proprio amministratore. Quello che sta accadendo all'interno del Veneto è una cosa completamente contraria rispetto a quello che è accaduto a livello nazionale. Il centrodestra ha sparsorato dappertutto, come si dice in dialetto. Perfetto, il centrodestra porta a casa tutto, la sinistra sta un po' alla volta cedendo, anche perché con quell'amministratrice nuova che hanno, sinceramente non so i sinistroidi come hanno potuto scegliere una banalità del genere che possa amministrare un partito che era uno dei primi in Italia, per cui una cosa assurda, e continuo a dire non so nemmeno più dove sia finita la sinistra, perché per scegliere una persona del genere, un incompetente, una persona vuota così, vuol dire che stanno un po' alla volta veramente abbandonando l'Italia. Però quello che io sto capendo è che nel Veneto, roccaforte del centrodestra da anni e anni e anni, sta succedendo qualcosa che forse potrebbe nel corso dei prossimi anni, un telespettatore prima ha scritto che Venezia sarà la prossima svolta, la prossima sbandata, potrebbe anche essere così, come potrebbe essere che le prossime elezioni regionali facciano fuori un colpo di scena, non dico che possa vincere la sinistra o cose di questo genere, però una debacle da parte di alcuni partiti che non ci aspettavamo minimamente. Il Veneto ha fatto il contrario di altre regioni, di altre città, dove effettivamente questo segnale è pesantissimo. Uno, non è che abbia vinto per 500 voti, per 1000 voti, per 5000. Uno vince per un voto, per cui a me non interessa, so solamente che una persona ha vinto e si è portato a casa la città. Una città che era di centrodestra. Verona era di centrodestra, si è portato a casa la sinistra. Cosa sta accadendo nel Veneto? Padova già, insomma, è il secondo mandato. Padova è stato portato a casa dalla sinistra, perdonate, ma sta accadendo qualcosa nel Veneto che forse negli anni addietro non pensavamo nemmeno potesse accadere. Parla un uomo che ha vissuto da 35 anni nelle file del centrodestra e che logicamente odiava in una maniera stratosferica quello che può essere il centrosinistra. E adesso sono un po' allibito perché sto dicendo, ha sbagliato qualcuno, sta sbagliando la politica generale all'interno del Veneto, sta sbagliando qualcosa il centrodestra del Veneto, però nonostante tutto ci portiamo a casa i nostri bei comuni, ma perché nelle città così grandi e così importanti? Ultima cosa, poi lascio ben volentieri spazio agli altri. Prima in studio stavamo parlando, dove ho sentito un commento che raccolgo, faccio mio in questo momento perché approfitto delle idee degli altri. Qualcuno ha detto: potrebbe anche essere che in questo momento, che si sta sempre parlando di autonomia e dove da anni combattiamo per l'autonomia o l'indipendenza, autonomia e indipendenza a seconda di quello che crede, la gente stia anche perdendo un po' la pazienza e voglia dare un segnale molto molto duro a chi l'autonomia non la sta portando a casa. Perché la gente in questo momento, passatemi, sono passate le 21, si può che dire, si sente un po', direttore, anche presa per il culo. Scusate il termine poco ortodosso, ma la verità è questa. Abbiamo avuto milioni di persone che sono andate al referendum, per persone che adesso stanno attendendo, faremo così, faremo colà, faremo di qua, faremo di là. Non sta andando avanti nulla, non sta andando avanti nulla. E da noi nel Veneto sono state le persone che hanno scelto di fare questo. Per cui la politica che sta frenando questa autonomia, che sta prendendo in giro la gente, dove si potrebbe anche tentare di respirare meglio, non sta portando avanti assolutamente nulla. Tasse che continuiamo a pagare e dovremmo pagarne meno, qualcuno dice, con l'autonomia. Vedremo autonomia nuova, bella, rinfrescata. Calderoli sta cercando di fare tutto a Roma e invece poi lui che frena queste cose qui. La gente a un certo punto ha un cervello, può essere piccolo, può essere anche grande, può essere che la politica venga ritenuta marcia, però logicamente la gente prima o dopo è quella che taglia le teste ai re. Ricordiamoci questo, il popolo non muore mai, sono i reggenti che muoiono. Ricordiamoci questo, che tanta gente dimentica sempre queste cose qui. Le teste sono sempre state tagliate ai re, mai al popolino. Voci Paolo Pizzolato, che commento fa su queste voci? Ribadisco quello che ho detto prima. Nel corso degli anni prossimi, degli anni a venire, noi vedremo alcuni movimenti
quello che sta accadendo adesso con il governo Meloni, il Salvini che vorrebbe il ponte in Sicilia invece che curare o pensare a quelle che sono le problematiche del nord, mandare giù 200 milioni a Zelensky per il pagamento degli stipendi degli insegnanti ucraini anziché mandare giù 2 palanche alle popolazioni dell'Emilia che indipendentemente da chi le governa hanno bisogno anche loro praticamente di essere assistite, per cui ci sarà un po' di scandalo sempre maggiore che logicamente darà fastidio alla gente e porterà quello che abbiamo sentito prima a una diminuzione secondo me di elettorato che non andrà di nuovo a votare, perché l'elettorato italiano che non va a votare, guardate che è una cosa scandalosa, ma non per il fatto che non vada a votare, per il fatto che questa gente qui non si riuscirà più a recuperare perché non crede più nelle istituzioni, non crede più nel governo, non crede più nel proprio paese. Questa gente che non ti stringe neanche più le mani se sai che sei un politico, perché ti odia, perché ti sputa addosso, perché dice che portiamo a casa degli stipendi che sono alle stelle senza che facciamo assolutamente nulla. È il paese che continua ad avere sempre il maggior numero di disoccupati, non solo di giovani, ma anche di persone oltre i 50, i 20.000, 30.000 nuovi occupati che ho visto nel Veneto, questi numeri il mese scorso strafatti completamente con le relazioni che a me arrivano da parte delle banche, della Banca d'Italia, essendo dipendente bancario, è una cosa che sinceramente vengono inventate, perché sono persone che restano a casa a tempo indeterminato e vengono assunte a tempo determinato, per cui sembra che ci siano una miriade di assunzioni, ma nessuno dice mai quanti sono stati i migliaia di disoccupati che sono creati. Tutti parlano sempre di occupazione, se guardate bene. Io invece le statistiche le conosco bene e sparo anche i numeri, quelli dei morti praticamente, quelli sono rimasti a casa, e un po' alla volta questa cosa qui andrà ad incrudire sempre di più quello che può essere l'amore della gente nei confronti della politica. Sicuramente il centro-sinistra il Veneto non lo prenderà mai, ma come ribadivo prima, probabilmente ci sarà un abbattimento di alcuni partiti che non se l'aspettano a livello di gradimento, dove potrebbe essere che altri che sono un po' in sordina, tipo anche il mio movimento come movimento indipendentista e che sta lottando ancora una volta per portare a casa quelli che sono i risultati giusti e corretti per il referendum che abbiamo fatto, possa crescere fino a portare a dei risultati che tanta gente non si aspetta. Che poi siano briciole o piccole briciole o meno briciole, secondo me facendo qualche coalizione strana potrebbe essere che alle regionali, potrebbe essere che alle europee la gente si ribelli e mandi a casa tanta gente che adesso è in Europa, potrebbe essere che vediamo dei segnali futuri dove l'Italia potrebbe anche cambiare un po' alla volta e non ce l'aspettiamo. È cambiata Padova, è cambiata Verona, è cambiata Vicenza, chissà cosa potrebbe accadere. L'importante sarebbe cercare di fare in maniera di portare una parola di conforto alle persone che in questo momento in Italia hanno bisogno. Da me viene gente in banca a 580 euro al mese di pensione, questi 2 vecchietti pensionati che si accompagnano uno con l'altro e vengono a vedere, mi dicono: Pizzolato, ma è vero che ho portato a casa 4 euro in più di pensione questo mese, 7 euro in più, e vengono in 2 a vedere per vedere se è vero, perché per loro 7 euro in più sono 70-80 euro all'anno, e sapete che roba è una festa per loro, altro che le feste in piazza che facciamo quando ci sono nuovi sindaci. Questo è il male d'Italia di cui nessuno parla o si parla sempre pochissimo. È sempre bello questo paese, il turismo, adesso arrivano i turisti, che bello, che statistica abbiamo, ragazzi, abbiamo già pulito tutte le spiagge romagnole, ma chi se ne frega che c'è gente che ha perso completamente tutto, vacche morte, maiali morti dappertutto, abbiamo ancora le casette all'Aquila, le casette, per fortuna che quando c'è stato i terremoti in Friuli i furlani sanno come fare, sono arrangiati loro per conto proprio, però ma se stanno lì armi in Ucraina. sì, però bisogna mandare le armi in Ucraina, bisogna mandare i carri armati a 30.000 euro. Questa è la classica questo è il paese sinistroide, no? Che va addirittura a offendere la gente veneta e poi pensano di prendere i voti facendo politica così. Questi probabilmente, direttore, sono i nuovi parametri che andremo a vedere negli anni prossimi, e ci sarà un degradare di questo paese sinceramente, perché non c'è nessuno che tira su, che può fare emergere di nuovo questo paese che ha un debito pubblico che è impensabile. Inutile il turismo, è andato a prendere la stagione e tutto quanto. Abbiamo gente a casa, gente che va via, gente che migra per andare a lavorare in altre parti, e continuiamo a pensare che l'immigrazione, che è di una bestialità unica, possa soppiantare i nostri tecnici, i nostri ragazzi. Cioè, gente nel sud, ragazzi nel sud che dopo i 14 anni abbandonano completamente le scuole. Statistiche dell'Istat pubblicate ieri sera, cose veramente, e l'altro pensa di fare il ponte sullo stretto di... Lasciatelo perdere, guarda. Anche sull'idrovia, La puntata me la vorrei prendere tutta io in questo momento, perché a me piace lasciare parlare sempre gli altri, perché a te Dio faccio solitamente interventi. Però adesso mi prendo un secondo in più di spazio. Sì. Anche sull'idrovia però ci dice proprio sull'idrovia e su tutto il resto, e ringrazio soprattutto Joy Formaggio, che è un grandissimo sognatore.
Io invece sono un uomo un po' più concreto, probabilmente un po' meno politico di lui perché forse ho meno esperienza, però io sono un uomo molto molto più concreto. Io abito a 1 chilometro di distanza dall'idrovia, perché abito a Mira, proprio dove ci sono le chiuse che collegano da Padova la parte restante che dovrebbe portare fuori. L'ho vista nascere, l'ho vista crescere, ho messo la mia cannetta dentro per i pesciolini, ho portato a giocare mia figlia lì, ho portato a vedere tutto quanto ed sarà un'opera che non verrà mai portata a compimento. Perché giustamente, come diceva Caon prima, do ragione a Caon, anche se a me non piace mai dare ragione alla gente in studio, è un'opera che è stata completamente dimenticata, dove qualcuno ha scelto di fare prima il passante, soldini ragazzi, poi la pedemontana, soldini ragazzi, e all'idrovia, dove poteva essere dirottata gran parte della merce su gomma per essere portata a Padova, a Vicenza, dove diavolo volete, non mi interessa nulla di questa cosa qui, e invece viene lasciata passare completamente lungo la riviera del Brenta e crea un disastro a livello di traffico a Mestre, a Marghera, lungo la Romea, eccetera, eccetera, è stata abbandonata e lasciata lì. Primo paletto è questo, per cui mi auguro che nei sogni di qualcuno che possa essere portata a compimento. Caon, se è vero che ti stai impegnando per questa cosa, complimenti, perché vuol dire, io ho visto le problematiche di Vivo Novo, ho visto Bovolenta sott'acqua, perché io a quell'epoca i miei dipendenti sono andati a dare una mano a Bovolenta, perché io ero l'amministratore di Veneto Agricoltura e su queste cose qui adesso posso raccontare qualcosa a qualcuno e dire qualcosa in più. Voi prima avete parlato di Vicenza, dell'inondazione che c'è stata nel 2010, eccetera, eccetera. Avevamo portato e presentato un progetto noi in Regione, avevamo i laghetti di contenimento dove poter far entrare tutta l'acqua che poteva venire giù dalla montagna, dai fiumi in piena, eccetera, eccetera, dirottarla completamente per poi eventualmente salvarla oppure riutilizzarla. Ci sono voluti anni per tentare di far capire qualcosa a qualcuno. Nel frattempo Vicenza è andata sott'acqua. Allora quei laghetti lì non si potevano fare perché erano problemi relativi alla sottrazione di suolo da parte dell'agricoltura, dove i contadini non sapevano come fare. Abbiamo studiato e nei laghetti si potevano piantare determinati alberi di pregio che vivevano in mezzo all'acqua, noci o cose di questo genere, dove venivano recuperati tutti quei soldi della terra che non veniva più coltivata. Anche quella cosa lì, qualcuno in regione che mi sta ascoltando si ricorda questa cosa qui che è stata abbandonata, e i vicentini forse non sanno questa cosa, però la città è andata sott'acqua. Andate in regione a chiedere ogni tanto il pizzolato Bauco che quelle cose lì faceva. Altro piccolo paletto. Prima stavate parlando non solamente dell'idrovia, avete parlato anche del discorso dell'escavazione dei fossi, dei terreni, dei fiumi e tutto quanto. La manutenzione, sì. Allora, ogni anno nel Veneto, la regione più cementificata d'Italia, viene sottratto il 2% all'agricoltura e agli agricoltori. Cioè il 2% in più ogni anno. Il 2% in più ogni anno, dove c'è gente che smette di fare agricoltura per dedicarsi all'industria, all'artigianato, eccetera, eccetera. Chiamiamolo così, io faccio tanto un po' per ridere. Se questa regione un po' alla volta corrode questo suolo non più dedicato all'agricoltura, forse qualcuno si dimenticherà che chi faceva l'escavazione dei fossi, che curava i canali, eccetera, eccetera, erano i contadini. Adesso chi fa queste opere qui? Le fanno ancora i contadini nell'ambito delle loro piccole possibilità, le fanno i consorzi di bonifica. Solo che è successo questo, che i consorzi di bonifica non ce la fanno più a fare manutenzione a tutto il terreno che è rimasto, perché i contadini non fanno più i contadini e non ce la fanno più. Allora bisognerebbe ampliare i consorzi di bonifica, sottrarre meno terra o cercare di capire che deve fare manutenzione. Io ho un'evidenza davanti, così come prima parlavamo il paese che prima parlavamo che è andato sott'acqua, di Bovolenta, io ne ho uno in Riviera del Brenta. Fiesso d'Artico è stata completamente cementificata, a parte il canale Brenta non c'è più un buco dove l'acqua possa infilarsi e poter scorrere. Cosa succede? L'acqua che viene giù dalla montagna, un po' alla volta arriva lì, passa sopra tutto l'asfalto di Fiesso d'Artico, va verso le zone di Caicroci, Camponogara, Campagnalupia, le allaga completamente ogni volta che succede qualcosa. Per quello giustamente avete detto che prima o dopo pagheremo anche noi qualcosa e che siamo stati molto fortunati quest'anno, e arriva fino all'idrovora praticamente che c'è a Dogaletto, che ogni tanto viene aperta, la quale il Veneto Agricoltura aveva contribuito per la sua manutenzione. Se queste cose qui non le sappiamo, non le facciamo capire alla gente, la continua cementificazione, queste cose lì, noi non salviamo più nulla del Veneto. Questa volta qui abbiamo avuto solamente fortuna, è andata l'Emilia Romagna, ma guardate che noi, come stavo dicendo, abbiamo avuto il problema di Vicenza, ed era un problema che all'epoca era già stato studiato quando c'ero io, povero disgraziato, a quell'epoca lì. Anche adesso si può fare, ma come fa il consorzio di bonifica se i contadini spariscono? Altra cosa, bisogna smetterla di costruire nuovo, dove avevo chiesto anche, avevo domandato se si poteva fare,
Se invece di costruire sempre cose nuove, ogni tanto si recuperasse il vecchio, si potrebbe fare a meno di vedere determinate brutture all'interno di qualsiasi paese del Veneto, dove c'è il condominio bellissimo nuovo di Zecca che è in classe A, e la decadenza di una villa abbandonata da tutti quanti dall'altra parte, perché non si trovano neanche più gli eredi, quando bastava che il costruttore la comperasse, la rilevasse da qualcuno e facesse mini appartamenti all'interno di quella cosa lì. Guardate che stiamo costruendo in una maniera talmente imbecille. Passa il messaggio sbagliato. Passa il messaggio sbagliato. No, il messaggio non è sbagliato. Il messaggio sarà buono. Il messaggio sarà buono. La prima volta che ti troverai con gli stivali a spalare fango e suolo in tutta Italia. Ma siamo per quello che sta meglio? Perché sennò passa il messaggio. Ma chi l'ha detto che stiamo meglio? Ma chi l'ha detto che stiamo meglio? Ma come facciamo a dire? Come fai a dire che stiamo meglio? Come fai a dire che nel sud tutti sorridono? Tu sud tutti sorridono e dici che stiamo meglio? Abbiamo i trasporti. Ma hai mai sei mandato via il Vaporetto a Venezia? Scusa, ma mi dici che abbiamo i trasporti? Smetterla di vergognarci! Dobbiamo smetterla di vergognarci! Hai mai preso l'autobus che porta da Venezia a Padova? Hai mai visto? Ma come di vergognarci? Come no? Come no? Dobbiamo fermarci. Ma quali industrie? 70 chilometri di capannoni Riviera del Brento completamente abbandonati, mi parli di industrie? 70 chilometri di capannoni abbandonati, Vigonza, quante che zone hai così completamente? Cioè mi parli di industrie? Non va bene! Scusate, Marra, per bisogna aver cura del suolo, bisogna aver cura del suolo, bisogna aver cura del suolo e bisogna fabbricare in una maniera più intelligente, bisogna fabbricare in una maniera più intelligente. Ma sono quelli che poi torniamo sui capannoni. Giuseppe Marra, scusate, per favore, scusate, 70 chilometri di capannoni. Scusate, Pizzolato. Prima mi sono dimenticato di fare un passaggio, sì. Direttore. Giustamente lei aveva parlato, visto il mio settore, delle due banche venete, delle difficoltà che avevano avuto, di quelle che erano problematiche. Le due banche venete hanno iniziato la loro discesa nel momento esatto in cui in Veneto si sentiva sempre più odore di autonomia e di indipendenza. Al Veneto è stata voluta dare una lezione di vita dicendo state buoni se potete che qui comandiamo noi, perché in effetti rispetto a quello che è stato fatto nei confronti del Monte Paschi di Siena, che è stato salvato, super salvato e chi ne ha e chi più ne ha le nostre banche sono state gettate completamente allo sbando, completamente abbandonate e nessuno è intervenuto. Anzi, glielo dico perché tanto mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, la Banca d'Italia si è girata da un'altra parte quando aveva riscontrato alcune anomalie che potevano essere previste e anche le avvisaglie lo dicevano anni prima, per cui zonin o non zonin, le nostre banche sono state abbandonate direttamente a livello nazionale perché aspetta un attimo, scusa un secondo, senti che sempre da parlare da Vicentino, ma cosa volto dire? Basta che finisce a parlare, no? E altri finisce a parlare, no? Che cavoli, no? Tu sei sempre tutto di tutti, basta che finisce a parlare, te lo dico o no? Perché tu lavori in ma cosa si devo dire? Ma cosa si devo dire? Ma fammi sto piacere. Se mi sono di finire un discorso, altro finire oppure no? Perché no? Te si devo dire la stessa roba, mi stai sfidando, tu per me sei bravo, ti sfidando, lui gridando ha sempre ragione. Questo è stanno ascoltando a casa, non vi sentono, abbiamo abbassato i microfoni, non vi sentono a casa, non vi sentono a casa, non vi sentono a casa se non vi date, ecco. C'è un processo in corso, tra l'altro. C'è un processo in corso, per cui ancora vado via, non direttore, voglio andare via. Parla solo io qua, scusa, parla solo io. Ma dai no, è indicenza. Allora, Tessino parlare, un indecente, sei un indecente, non lasci mai parlare gli altri, sei un indecente, sei una persona indecente, maleducato e non capisci un cazzo né di economia di banche. Sai solo tu, non capisci un cazzo di banche, te lo dice uno, sì, te lo dico io, tu non capisci niente. Scusate, a casa non vi sentono perché abbiamo abbassato i microfoni.
c'è un processo in corso, per cui questi commenti non vanno bene. Lasciamo finire questo lato, se no non rialziamo i microfoni. Domani te lo